Eccoci giunti all'ultima parte della nostra trasmissione. Ho già annunciato che parleremo di una finale mondiale, però prima per chiudere un po' il discorso dilettantistico con Turi Di Stefano, voglio chiederti se qualcosa bolle in pentola e che ti riguarda in maniera personale la prossima stagione, no? Perché voci circolano che tu, essendo un grande intenditore di calcio, insomma le richieste non ti mancano, anche se alla tua veneranda età dei 75 ci vorrei arrivare io così, insomma sarebbe diciamo ideale quasi raccontarle il calcio, però come hai detto bene tu un po' il calcio ti manca, la tua esperienza potrebbe essere utile per molti, no? Ovviamente non come allenatore, su questo non ci sono dubbi, assolutamente. No, è inutile dire se sono capace o meno perché non... Hai già dato, ho dato alla grande, devo dire. Qualcosa tento di poter collaborare o come direttore sportivo o come team manager in qualche società. Che ultimamente sei diventato troppo commentatore radio TV e quindi rischi un po' di sdoppiare questa tua personalità tecnica. Se c'è qualche chiamata, onestamente, la preferisci, è la mia, è la tua storia, è la tua vita. Quindi è la mia vita, quindi se mi chiama qualcuno io prontissimo a collaborare, sempre dietro le quinte, perché tu mi conosci abbastanza bene, assolutissimamente non invado mai il campo degli altri, quando facevo l'allenatore nessuno mi doveva invadere il mio campo, quindi per cui chiaramente poi ne possiamo discutere, ognuno poi con le proprie responsabilità. Senti, per chiudere il discorso riguardante il calcio dilettantistico, io volevo farti fare una battuta sull'Akragas, questa bella realtà che finalmente quest'anno insomma ha quasi vinto il campionato. Anche questa programmazione ad Agrigento ha portato i suoi frutti, però l'anno scorso hanno perso la finale playoff, quest'anno sono partiti alla grande già dall'inizio di stagione, hanno fatto un notevole distacco con la seconda. Ma speriamo che ci sia una continuità, no? Ritornando al discorso che abbiamo detto poc'anzi. Esatto, allora vorrei dire, per ottenere questi risultati praticamente ci sono le basi. Le basi l'anno scorso dove c'è stato un certo allenatore, Pino Rigoli, dove ha seminato, quindi per cui è chiaro poi... Gli altri stanno un po' raccogliendo i frutti. Però tu hai fatto un lavoro già precedente, quindi Pino Rigoli ha fatto un grossissimo lavoro. È arrivato ai playoff per motivi vari, a noi non compete, però ha fatto già la sua parte. Quest'anno chiaramente l'Akragas in un campionato gli compete sempre professionistico o Lega Pro come chiamano oggi, indubbiamente, ed è giusto che lo merita. Oltretutto un altro figlio d'arte che il figlio di Gigi Chiavaro, grandissimo amico nostro, Agatino. Quindi vi auguro che l'Akragas perché sono squadre siciliane, dobbiamo noi altri caldeggiare le nostre società, le nostre città. E poi insomma sappiamo tutti che importanza mondiale a Agrigento, no? Insomma, turisticamente tutto il mondo conosce Agrigento, come Taormina tutto il mondo, quindi fa piacere vederla insomma nei campionati dilettantistici un po' ci sorprende, ci dispiace notevolmente. Scusa, brevemente dico come la Cireale dispiace, la Cireale il Giar, eccetera. Infatti. Tu mi devi fare una domanda sull'eccellenza, ne avevo anticipato io ti volevo fare questa domanda sull'eccellenza riguardante per esempio questo scontro tra Scordia e Siracusa, a prescindere da quello che è il risultato finale. Io credo che comunque due realtà importanti si sono scontrati in una categoria un po' stretta a entrambi, il Siracusa per blasone, ma quantomeno lo Scordia perché essendo un po' una piccola realtà trovarsi magari impelagata per vincerlo questo campionato un po' ci ha sorpreso, no? Parlo prima del Siracusa perché conosciamo una bellissima realtà, è stata negli anni precedenti. Io per un anno ho vissuto anche a Siracusa, quindi per cui Siracusa la conosco. Poi c'è un grandissimo amico mio, nostro, credo, Peppe Mascara. E onestamente 2 anni fa ha fatto i playoff per andare in Serie B, quindi per cui c'è stato un po' di ritrovarsi poi in eccellenza un po' l'ha penalizzata anche mentalmente. È partito alla grandissima, strada facendo si è perso un attimino. Però lo Scordia è la grossissima realtà, scusate, è lo Scordia del presidente Gallo, del segretario Nello Parisi, che è il facchettotto di tutta la società, ed un grandissimo, ed un ex allievo mio, che mi ha raggiunto finalmente, e gli auguro che Natale Serafino, credo che abbia vinto già 3 campionati, se non sbaglio, 100 partite nella stessa panchina, ciò vuol dire che è competente, professionale, eccetera. Quindi lo Scordia l'ho visto anche giocare, quindi per cui io mi auguro
tutto il bene possibile. A tutto il calcio siciliano. Bravo. Allora, siamo in chiusura, però prima dei saluti voglio appunto chiacchierare 30 secondi con Turi Di Stefano su quella magica finale del 2006, che è quella che andremo tra poco a rivedere. Un'Italia-Francia con il rigore finale di Grosso, che probabilmente ci ha regalato emozioni indimenticabili, così come quella famosa storica finale del 1982. Dov'eri nel 2006? A casa. Nel vedere quella partita, dov'eri a casa? Ero a casa e oltretutto è stata, non dico vendetta sportiva, perché la parola è troppo grossa, e se ci ricordiamo agli europei, loro ci hanno beffato con il golden goal di Trezeguet, quindi a tempo scaduto quasi. A tempo scaduto, quindi è stata una rivalsa da parte del calcio italiano. Ci siamo arrivati ai rigori. Ai rigori sì, e con Grosso, che ancora c'è l'immagine di quel momento. C'era Grosso che guardava, là, l'arbitro, il portiere, il portiere segna Grosso e poi vedi tu Pirlo e tutti dietro Pirlo e ancora c'ho l'immagine indimenticabile. Quindi la rivediamo con piacere allora. Ma ci mancherebbe, che sia di buon auspicio. Certo. Allora rivediamocela insieme questa bellissima e emozionante finale Italia-Francia, Germania 2006. Comincia la finale del campionato del mondo 2006, partiamo noi. Palla allargata, arriva il colpo di testa di Henry, c'è Malouda in area di rigore, Malouda passa, calcio di rigore. Buffon conosce Zidane. Traversa, non è gol! Non è gol! È gol, ha toccato dentro. Francia in vantaggio, il guardalinea ha dato indicazioni ad Elizondo che non aveva deciso. Va Pirlo a battere il calcio d'angolo, si allontana Camoranesi, al centro ci sono Materazzi, Cannavaro, Totti, Toni, Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, pallone arriva! Gol! Materazzi! Gol! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Zidane, 1 contro 1, Zidane, a largo ancora per Sagnol, arriva il traversone di Sagnol, cerca Zidane, Buffon! No, non si può, rischia di rovinare una carriera con una testata, indecente Zidane, indecente Zidane. L'arbitro ha già controllato il cronometro, dice che può bastare, si va ai calci di rigore. Primo è Pirlo. Sì! Il tocco contro Buffon. Rete. Sì! Non è gol! De Rossi. Sei sotto l'incrocio! Gol! Bel rigore Del Piero. Sì!
Gol. Questa è una vittoria veramente importante per tutti e 23 giocatori perché si sono comportati veramente alla grande. Meglio di così, ma che mi fai? Cioè. Il grande gol di Grosso che regalò all'Italia il quarto titolo mondiale, Germania 2006, indimenticabile, e soprattutto rimarrà nella mente appunto l'atmosfera che poi si creò con questa bella vittoria della squadra di Lippi. Grande emozione, che abbiamo vissuto tutti, io ancora ce l'ho visivamente negli occhi. È vero. Grosso che era proprio teso, tira Mancino, se non sbaglio, con Mancino, incrocio dei pali, incrocio dei pali che nemmeno lui ci credeva, perché secondo me onestamente anche se per vogliamo me, dire con i piedi discreti, e quelle sono quelli che ti fanno vincere i campionati. Ma quello era un pallone pesantissimo, che sfido chiunque. È vero, è vero. E Pirlo che parte con quella chioma, Buffon e poi tutti lì a fare la cordata finale. È stata la giusta parentesi conclusiva della puntata odierna pasquale di Penalty. Io ringrazio Turi Di Stefano per la sua squisita disponibilità, con la promessa di venirci a trovare nei nostri studi di Modica. Per me è un onore, perché oltretutto conosco Modica, io intanto ringrazio Video del Mediterraneo che mi ha ospitato, Ettore Dottorici, che gentilmente è così cortese, e io sono strafelice di venire, perché è un privilegio per me parlare del calcio che a noi piace. E quindi promesso. Benissimo, allora chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty. Vi ricordo che siamo in diretta alle 19 ogni domenica, in replica 30 minuti dopo la mezzanotte sempre della stessa domenica, e siamo in replica anche sul canale 605 il lunedì alle 21:30 ed il martedì alle 18, oltre naturalmente anche che su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14. Questa puntata la potete seguire, così come del resto tutte le domeniche, in diretta streaming anche sul sito videomediterraneo.it e a partire da lunedì sera anche nella pagina Facebook appunto di Penalty. A tutti buona Pasqua e appuntamento alla prossima settimana.